Buongiorno a tutti, sono Franchi Mauro, presidente dell'Associazione Bisicoltori di Colognoli Colli. Da qualche settimana è iniziata la semina dei bisi. Questa operazione inizia a metà novembre e si protrae fino a fine inverno, inizio primavera, quindi febbraio-marzo. La semina viene completamente fatta a mano, la lavorazione del terreno per la preparazione del letto di semina viene eseguita a fine estate, inizio autunno e successivamente viene eseguita un'apertura dei solchi attraverso la solcarola per permettere al coltivatore la semina a mano. La chiusura dei solchi è anch'essa eseguita a mano attraverso la zappa oppure può essere utilizzato un erpice a denti fissi trainato dal trattore. Questa operazione viene eseguita in questo periodo perché l'esposizione al sole dei terreni agricoli di Colognola permette un irraggiamento maggiore e quindi una temperatura idonea alla germinazione dei semi. Una volta germinato, noi diciamo fatto il dentin, lui si ferma quando le temperature durante l'inverno ulteriormente si abbassano, per poi riprendere a vegetare a fine inverno, inizio primavera, quindi a marzo, quando le temperature sono più alte e le ore di sole sono maggiori. Oggi siamo qua da Francesco Piccoli, che è un produttore storico che ringrazio e ci ha permesso di fare il video. Vi ringrazio tutti e vi rimando all'acquisto di bisi di Colognola. Ciao, grazie.